Spazio Più. Mimmo Magnetta tornerà presto sulle frequenze di Radio Padania Libera. Oggi però nel suo spazio diamo la parola a Gregory Massa. Benvenuto. Buongiorno, buona Padania a tutti. Siamo oggi collegati, ringraziamo pertanto Mimmo per averci lasciato il suo spazio oggi in concessione. Io sono Massa Gregory, sono consigliere nazionale del Goya UGL e il gruppo organizzato indipendente ambulanti, di cui Mimmo è il vicepresidente del Goya Milano, e di recente siamo stati presenti a Milano, molti ci hanno visto per la manifestazione che abbiamo fatto in centro sotto il palazzo dell'Inps contro la famigerata direttiva Bolkestein. Questa direttiva per cui il 15 di ottobre siamo stati ricevuti alla Camera dei Deputati in audizione al fine di sostenere la risoluzione della Valle, del deputato Ivan Della Valle, che è una risoluzione che vuole appunto impegnare il governo a rivedere tutto quello che riguarda il recepimento della direttiva Bolkestein sui mercati. Lo ricordiamo, una direttiva che, come è stata recepita dall'Italia e peraltro solo dall'Italia in tutta Europa, va a colpire in modo particolare quelli che hanno dei posteggi fissi, cioè coloro che comunque dagli anni 70 ad oggi acquistano per mezzo di un atto notarile posteggi per fare commercio su area pubblica e che ad oggi rischiano di vedersi rimessi a bando. Cosa significa? Significa che dal 2017 avremo un bando dove si potrà tener conto dell'anzianità sul proprio posteggio, quindi in qualche modo c'è una possibilità di rinnovarlo. Dal 2029 invece questo non sarà più possibile, quindi le famiglie e le piccole aziende che hanno investito su queste aree si troveranno per una strada molto probabilmente. Comunque questo è il rischio che si vede. Inoltre un'altra cosa che prevede questa direttiva molto importante è l'entrata delle grandi società di capitali e delle grandi cooperative in piazza. Significa che sui mercati anno per anno, non subito. Gli ascoltatori sanno sicuramente che una grande impresa fa dei piani industriali almeno a 4-5 anni di visione, non subito ma in un futuro prossimo, se la direttiva verrà applicata in questo modo come fino ad adesso, vi sarà quindi l'entrata della grande distribuzione in piazza, con tutte le conseguenze che comporta. Ricordiamo appunto chi siamo. Il Goya è confederato presso l'UGL, è rappresentativo quindi a livello nazionale degli ambulanti. Per qualsiasi informazione potete visitare il nostro sito www.ilgoya.it, dove trovate anche i nostri contatti personali se ci volete contattare per qualsiasi motivo. Inoltre trovate le nostre notizie su la pagina Facebook Caro Bolkestein, siamo il Goya, il mercato non si tocca, e sempre sul sito trovate anche l'indirizzo mail della nostra sede nazionale, quindi per qualsiasi cosa non fatevi problemi a contattarci. Peraltro vogliamo dire che la battaglia va avanti, perché ovviamente la risoluzione adesso deve venire appoggiata dal Parlamento, quindi bisognerà sollecitare tutto il Parlamento perché vada a votarla, e bisognerà far sì che se vi saranno delle modifiche queste non permettano nuovamente l'entrata di questi grandi concorrenti sulle piazze. Ricordiamo pertanto che l'audizione che è stata fatta non è la fine del percorso, è una buona parte, è un tassello importante, ma occorre andare avanti e sicuramente nei prossimi mesi molte aree anche della Lombardia e del centro Italia verranno coinvolte in delle nostre iniziative. Volta in volta sponsorizzeremo anche su questa radio emittente, in cui ricordiamo in particolare che Radio Padania in questo momento ha bisogno di qualche donazione, ha bisogno di essere sostenuta, quindi se qualcuno di voi vuole fare questo tipo di donazione può andare a vedere sul sito di Radio Padania per trovare gli estremi. Molto importante in quanto di fatto ad oggi è l'unico media che ci dà veramente voce, l'unico media che ci dà veramente la possibilità di trasmettere via etere quello che noi facciamo ormai da molti anni. Ricordiamo infatti che il Goya è nato nel 2010 proprio a seguito del recepimento da parte dell'Italia della direttiva, e da allora si sta battendo sempre per lo stesso motivo. È nato da un manipolo di ambulanti, tra cui Irene Vaccaro, Giacomo Nazzotti, eccetera, a Torino. Ad oggi, interessa Torino, Milano, la Lombardia, Cuneo, quindi anche buona parte del Piemonte, il Veneto, zona di Peschiera del Garda, zona di Venezia, Rieti, alcune zone del centro Italia. È stato presente anche in un'audizione dove ha incontrato altri
rappresentanti degli ambulanti di Roma, che salutiamo, e continua a ricevere nuove richieste di apertura di ambulanti, anche se, anche qui diciamo, se alcuni colleghi hanno intenzione di aprire delle sedi locali o comunque di far sentire la loro voce a livello locale dove arrivano, non hanno che da contattarci, e per questo si potremo mettere d'accordo sul trovarci, appunto, e sul confrontarci personalmente. Ricordiamo ancora una volta che nell'audizione che si è svolta il 15 di ottobre alla Camera dei Deputati erano presenti anche, rappresentati da noi, l'AVAL di Genova, che è la nostra sigla gemella, e l'Associazione Mediatori Ambulanti Liguria, e il più, appunto, di Magnetta, che ci sostiene in tutti i modi, e per questo lo ringraziamo sempre, nella nostra battaglia. Ricordiamo quindi ancora una volta i nostri indirizzi: www.goia.it per qualsiasi comunicazione. Sopra trovate anche la mail goia2012@libero.it, e a Milano potete trovare comunque riferimento in Maurizio Vailati, Giovanni Cogotti, Mino Magnetta, appunto, e altri del direttivo, che trovate anch'essi o su Facebook oppure contattando direttamente Mimmo. Perfetto Gregory, ti ringraziamo. Grazie a voi, buona Padania a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.